Questo continuo instillare allarme, rancore, paura nei cittadini è un danno non solo per i cittadini padovani ma anche per i cittadini di tutta la provincia, essendo Padova il suo primo comune. È il tempo della responsabilità. Il PD cittadino invita il sindaco Bitonci al buon senso, basta creare allarmismo, al posto di slogan si cerca una soluzione di responsabilità di fronte all'emergenza profughi, dicono. Il meccanismo è lo stesso che venne varato quando Maroni era ministro dell'Interno. Il meccanismo all'epoca funzionò, questa volta invece col fatto che la Lega è all'opposizione, anziché diciamo così, svolgere in modo istituzionale i propri compiti, gli amministratori leghisti, non dappertutto, devo dire, ma a Padova in particolare, si mettono a ostacolare il percorso. In questo modo i problemi aumentano anziché essere affrontati e risolti. L'episodio della caserma Prandina, secondo il Partito Democratico, conferma la necessità di creare anche in Veneto un hub regionale per l'accoglienza dei profughi, una struttura che rappresenterebbe un centro di smistamento in grado di evitare queste situazioni emergenziali e quindi un più rapido processo di identificazione degli immigrati, distinguendo tra chi possiede i requisiti per ottenere lo status di rifugiato e chi invece deve essere rimpatriato. E poi stiamo cercando anche in Parlamento di trovare delle modalità più rapide, burocratiche, per esempio più commissioni per esaminare i ricorsi, eccetera, in modo che velocemente si sappia chi sono quelli che hanno il diritto a restare, quindi i profughi, diversamente da chi non ha questo diritto e nelle forme possibili vanno rimpatriati